culino e la smonz di rigulat. E hai vedut la meninino col rastiella d'ortola. Tra las cretos di culino e las mans di rigula, e hai vedut la meninino col rastiella d'ortola. La Tom di Sigur in Chiarnio e la stagione più bielo dall'am, parvio di sio caluors, parvio che io arboi e cambio il calur de fueo, e questa qui è uno bieleccio unico, e si chiatima chi a culino di forse da vuotri, perché che cula Tom in maduro oltre che cambio il calur das fueos, in maduro enti aiutia puz. Dopo vi ho chiappato uno bielo giulignado, i son biei, gres, teners, prons a fa kraut e prons perché no a mangiare cruz, magari quincias con las friccios. E si impropria chi a culino, perché sorto chiambri chiappuz, la primo de menio di ottobre, perché che io culinos ci hanno inventato, di fa la festa dei cavoli nostri, in onore dal chiapput. Ecco, e allora, prima di passare la paravolo a cui l'ha ideato questo festo, i volevi Gesù, cioè che l'ha scritto 100 anni fa, il Marinelli tassò biel libri. Questa edizione datata 1906, del prezioso guido di Giovanni Marinelli, intitolato La guida della carne e del canal del ferro, e ti ha scritto: collina sorge in una conca alpina veramente stupenda, dominata dal massimo dei nostri colossi e circondata da cime importantissime. La scarsa popolazione che abita le due borgatelle di Collina e Collinetta è di non comune bellezza e vigoria. Lui diceva la scarsa popolazione, in quel viaggio ero in 426, come i domandarima loro in troschi sono restati. Benché la vegetazione sia rigogliosa, il clima non permette la coltura che del frumento, della segala, dell'orzo, delle patate, dei capucci e della canapa. Allora, come chi vi insintudo, 426 abitanti. Allora si chiatim devor l'ubieltiam dei chiapuz che hanno già chiappato uno buino giulignado e qui i rappresentanti de Cop Mont. Allora, dogno di me, vim Andrea Colucci, originari da Roma, ma culinoti il 100%, perché l'ha inchiasata, l'ha maridato uno bielo culinoto e alla trio fi su miei chelati. So che la cosa dice ha funzionato. Dopo a chi vim Daniele Toc. E lui è il presidente di Copmont, come che vedi alle giovani, all'ambiente a Putin, e lui è la terza generazione che porta in avanti la semenza del Chiaput. Prima l'ero Lubisevom, l'ero Ottavio mi pare, dopo Tonono l'ero Ciro Toc, che veniva chiamato Ciro dal Kraut. Ecco. E come tu sei tu, Daniele? Daniele, tu hai lavorato agli stadioni in Germania, tu saprai il tedesco di me di sicuro. Ecco, dici di sì, dopo siete vostri stadioni. Dici di sì, già no. Ecco, dopo i vim Sopari, Michele Toc, e dopo i vim Tiziano Mazzoccoli, spiace sorto Chiaput, calai, uno maraveo. Allora, come di la parabola, presidente, ecco, Daniele, tu dopo vostro stagione, tu sei voluto fermare tuo bielo culino, e io l'ho annullato, ma culino è sempre bielo. Allora, ci vuole dire se per te, presidente di questo cooperativo, tu hai un ruolo importante? È una bella soddisfazione, ho creduto in questo progetto. Spero che andate bene, che continui bene come sta andando. Ascolto, amico, mo fa pensare che il chiaput che tu hai in mano, alle venate di viola, che tuo nonno Ciro ha conservato la semencio e tuo nonna Margherita
che io vivo ringraziando il Signore che gli dopo a conoscerlo e ha portato in davanti. Ecco, lavorare alla campagna, la tiro e basso, però dà soddisfazione. Sì, è una bella soddisfazione vedere il lavoro finito. E mo mi ci davanti a Vendio. Ecco. E a Vendio voi è la festa dei cavoli nostri, la prima domenica di ottobre, ormai la quarta edizione. Tutti siamo giovani che come te credi che non si può vivere in amore di Chiappus, ma può integrare. Certamente vivi in amore di Chiappus è duro. D'inverno cercare di far catti e partiranno avanti. Però speriamo di arrivare, dai. Ma se no non saresti in qui. No. E come di la parabola a Andrea Colucci. Allora Andrea, che il chiapput che tu hai peserà oltre 1 chilo. Oltre 2 kg. Oltre 2 kg, se ho nel senso di misura. Ecco, allora Whiteridge vi ho semenato, allora si semeno per Sant'Antoni, perché io ti appuzzi a Trio Sans, perché li vengo così bene. Allora, per Sant'Antonio io semenais, per San Marco io le brentais, che vuol dire trapiantare, e per San Michio io rigueios. Ecco, tu sei nasciuto a Roma e tu sei venuto con tuo mari e con tua sorella che a Culino, la che tu hai schiattato, che sorto poemo. Sei tu contento di voi dopo 20 anni di tua scelta? Sicuramente sì, poi più di 20 anni ormai, 24-25 quest'anno. Sì, siamo più che contenti di star qui, di aver iniziato questa attività che sicuramente ci darà soddisfazioni. Io ne sono più che convinto. Ecco, un da Roma che arriva qui a 1250 metri di altezza, qual è stata la tua prima impressione? Vedi che sto screto, lucoglians, che sboschi, la tua prima impressione, qual è stata? Ci ti hai colpito di più? Sicuramente ho fatto No, così. No, poi io sono romano atipico, quindi non mi piace molto la confusione qui, quindi mi sono trovato più che bene, visto che, come accennavi te, ormai qui siamo rimasti tra collina e collinetta in 50, scarsi, quindi per me è il luogo ideale. E poi soprattutto, a parte gli scherzi, crescere bambini in un ambiente del genere non ha prezzo. Nonostante tutte le difficoltà che ci sono in tutte le zone montane, non solo a collina, insomma, quindi per servizi, i bambini che si allontanano per andare a scuola, i soliti problemi della montagna. Tu hai il primo figlio che con bravura va all'università e qui che non sento che studenti che non vogliono di studiare, che capiscono a partire da Culino e là a Udino, a Trieste, a Padova e non è la strada da loro. No, ma già loro iniziano presto, perché già quando vanno alla prima superiore che hanno 14 anni, quindi la corriera alle 6, sveglia alle 5 e un quarto, rientrano la sera alle 7, insomma, sono bravi. Chi riesce a continuare è sicuramente da elogiare. Ecco, allora come lì mi chiappuzza, la soddisfazione si di rigueio, ma prendi rigueio, gli anda a passare 4-5 mios e taccasse meno, taccale brento e fa la erbo a mano. Sì, esatto, noi tutto a mano, dal trapianto, dalla semenza, dal trapianto alle erbe, alla raccolta è totalmente a mano, perché i campi sono piccoli, sono impervi e quindi non abbiamo possibilità di meccanizzare nulla. Da una parte è un bene, visto che almeno sappiamo cosa mangiamo qui sicuramente. Ecco, penso Andrea che fino a pochi anni fa lui Chiapput era l'unico verduro che veniva qui in Chiarnio e che si poteva conservare col kraut. A chi all'ero Blas che non ti ha sconosciuto con la Corriero, che portava i Chiapput al for e noi davi in fasoi. Ecco, ma vedi che sto sorto plantos e non sono stati neanche las ruios che stanno. Qualcosa c'è stato. Però dai, si sono salvati, la maggior parte sono venuti più che bene. E le signore riguettos a mam, no? Sì, esclusivamente a mano. Tutta a mam. Ecco, e dopo vi ho veduto che il Biel Chiapput, come passi in la parabola a Michele Toc, che è la seconda generazione.
Allora iniziamo Michele, i cambi impostazione. Allora, c'è che mi piace che ti appuzzi, Michele. Allora, dicono che Michele ha le figlie di Ciro Tocco. O Ciro dal Crouch, mucca venivo chiamato pari. Io in Tiarnio, a chi no? Io te Tiarnio venivo chiamato Ciro dal Crouch. Allora, che stiapuz, che sto venatura viola, qual è la particolarità che io differenzo da che altri stiapuz, da di o che lei è il stiapuz da culino? Allora, il tiapù da culino, come si differenzia subito. Ecco, parto qua Nicola, ti vedi? Si differenzia subito da che altri stiapuz che vengono commercializzati in te basso, diciamo. Come che vedi, ha una forma rotonda, sfraccato al polo, come si dice, no? Soro. E quindi col clima che è a culino, lo sbalzo termico fra il giorno e la notte, no? Fa sì che la fueo si sieri e che dentro il vigno dur e la svenatura, la questo del fueo dal tiaput è un grum sottile e si disfa in boccio che non è duro al palato, diciamo, no? E all'un tiaput che si presto si mangiato crudo o quet, diciamo che si vuole, cominciato normalmente o con le fricce o quet in tutte le maniere che le nostre maris sanno fare e sanno tramandare in le figlie e adulti. È un prodotto unico, squisito, che ha il merito di essere provato a mangiare. E sono diventati presidio slow food con orgoglio che l'hanno passato. E quindi come si viaggerà un mondo per vendita, come che diciamo mio figlio, che vuol venduto il prodotto. Vuol venduto, sì, e al giusto prezzo che remuneri la fatica che viene fatto dai giovani che lavorano con la schiena basso da buon fin sero. Quando è il momento di fare le erbose, di la roba più che da più lavoro, perché il trapianto la semina è veloce, dopo il trapianto c'è il fascio con avendo velocità, però dopo le erbose sono quelle che danno un tipo di problematico. Come qui, come che vi dico, vi fatto un esperimento con la baciamatura, no? Che stelo che si mette sotto, no? In modo che le erbose non svignino su. Qui vi fanno un esperimento, come una tran, va a valutare se che il sistema è funzionale. Come che vi dico, sa meglio di sì, perché per esempio qui già che non è la baciamatura, hanno più erbose sempre i tiapuz, no? E se sono stati già fatti un par di viazzi, tirando via la erba, no? E torna a crescere subito, purtroppo qui al plov, è ben per il tiaput, perché il tiaput ha bisogno di tanto ago, no? Allora quando al plov però non cresce il tiaput e cresce la erba. E quando è masso fisso, tal mese di tiaput e danno di fastidio al tiaput che non arriva a espandersi bene e a crescere. Comunque qui vi veduto che l'esperimento ha funzionato, probabilmente una trani farà una parte di coltivazione più grande con la baciamatura e così gli avrà un tic di lavoro ai giovani che avranno tempo di fare il catering, intanto che non sono con la schiena bassa a tirare fuori erbo. Tu hai fatto bene a dire che qui che compro, alla da comprare a saccia che compro. Allora, l'utiaput alla desvirtuti unicos, ma non si può confrontare un tiaput da culino con un tiaput de basso. Perché è come il formato di monte. Hanno tu post formati di sbergios, di caseros, poi c'è che costo alla iu in furlanio, perché la atos virtus, ecco. Assolutamente, ecco, sì. alle ius che
chi lo sepo questo. Allora, per vecchio Aculino, las fueos, gli facevo il brovadar, chi las coglievo per purciz e las tiars, e il garantin che erano speciali. E gli utiapuz, erano speciali. Ecco, qui che non sint, e ti sale un franc di pin, che non steti a rondolà, magari, che sono las fadios de int e la bontà del prodotto. Quindi che la gente capisce. Che stanno vi fa già la festa della mela a Tumiec e nessuno ha brondolato dal priosi, no? È un priosi equo, disin, no? Enti bassut, secondo me, rispetto fa dire, perché è un prodotto bio, super bio, fatto a mano, senza concimazioni chimiche e nenui, no? Ma roba naturale. E quindi è un prodotto slow food, come dicevi prima, e quindi quando diventa un prodotto slow food vuol dire che è già stato fatto il controllo di tutta la filiera, c'è un ben coltivato e è un prodotto garantito. Ecco, allora Tiziano Mazzoccoli fa parte sempre del cooperativo Mont di Chiapuz. Tiziano è un tipo stagionato, però lui aveva una bottiglia a Parigi in cui vendevo prodotti italiani. E dopo la nostalgia del suo culino l'ha pensato di tornare al suo paese. Aveva un salustri di Sariali, giusto, io c'è biel, giusto che sim io e te, io Tiziano, e venduto la sfortuna io e te. Ecco, tu sei tornato e tuo culino, e tuo pare al gestisce l'albergo Volaia, oltre 80 anni, e che mi ha detto pari, si lo lasci i mor e al continuo. Ecco, forse noi in di mondo ci facciamo con passione, se no lui non saresti ahí e tu non tu saresti tornato. Perché sei tu tornato, Tiziano? Noi ho un po' di nostalgia dal paese, di amici e così, poi dopo quando si è tornati a vedere il negozio, come è sempre manculinta, e via serate, dopo era questa opportunità da metterci con Andrea e Daniele a farci a Puzzi, e abbiamo cominciato 4 anni fa, e con un bel plan, insomma, si cominciano a lavorare un po' meglio, imparare qualche trucco insieme. Ecco, però vuol sempre buono scheno se buono voi di lavorare. Sì, Allora che sorto ti ha put che tua man passa oltre 2 chili, 4 mio spariva così, la soddisfazione. Sì. No, poi sono biei, sono fish, sono bellissimi, insomma, se io che c'è tal campo, quindi è da soddisfazione. È duro tirare io su, ma dopo quando sono grandi sono biei, dai. E non sono carolazzi, desruios, No. ecco. Un po' la fuio, beh. Io prendo qualche fuoio un ticcarolato, ma lo c'è puttale perfetto. Ascolta, Vuio è la festa, la 4ª edizione dei Cavoli Nostri. Sì. La 3ª edizione, mi dice Michele. Beh, i culinozzi hanno inventivo, hanno risorse, hanno tutto. Questo festa porterà a sua culino, a vedere e a cercare questo prodotto. Ma io ho preso 2 anni e la do benissimo. Io se il timpano si lascia sarà bene in io dai, si fa un po' di festa e l'importante è che vedo la gente che conosce il paese, che vedo il paese, insomma. Ecco, allora torniamo come allora ti auguriamo buon lavoro e ti duro. Grazie. Ecco, mandi Tiziano. E prendi la vedio, c'è che offrisci in placcio e non potevi non fermarmi a chi, perché questa qui sono le muelos e dal mulin e dal pestone di mio bisevon, pensai. E mi commuove, fammi insuveno. Lui all'era si chiamava Mattia Toc, nasciuto a Chiaculino dal 1850. E lui a Culino piccolo aveva 7 lumulin che lo pestum. Lo pestum al coventavo per pestare l'uguardi, che a Chiaculino i vindet che oltre che la favo, oltre che chiapuz, la chianaipo, i mettevo in l'uguardi. E quindi grazie ai culinozzi che hanno salvaguardato questa opera d'arte in club, lo pestone di Matteo.
Allora si chiatin sempre a Culino te chiaso storico di Bortul, uno chiaso antigono dal 1800, come che si può vedere, Juvols. Di lungo su, la rindopa vedio. E vi Margherita Tamussin, 89 anni, ben portati, che è l'ultimo depositario del semencio dal Chiaput, insieme a Som Ciro, e hanno portato in davanti per anni e anni questa cultura di Chiaput, e come si è veduto che continua. Buondì Margherito, contimi di questo bielo chiaso. L'ho vivuto sempre qui, con tantos rubos, tanti vacci non è mai in tastare, poi sempre quella, e sempre lavorato. Tu sei nasciuto da questo chiaso, troppo svacchio sveglio che ti. Con che vivono in tutto. Vigielo sgrande, ma mangiuto se vacci. Ma in chiarnio... lo mangi. Ma in chiarnio io di svacchio, non volevo di lavorare, volevo di sclopare, perché chi la visa se ha fin sotto la mano. Fin ciampei. Spieghine da calè per cui che lo sa. Io ci va su A 1600 metri. Alle 1200 qui sarebbe 2000, non sai. 1600. E ci lava ogni di su io. E anche volta non provevo mai a Puinoro. E quindi veniva. E su. E tornavo io e mi mandava a fare a cena. E appena lavazio che ero la rappassò, colormente. E così mi facevi da cena e poi arrivavo. Ma dici che avevi lavato a chiaso per violare? Sì, tutto il paese, era un nome apposta, facevo il concorso e tutto. Ecco, allora dopo nascere qui in Bortul, tu hai vissuto e lavorato, tu sei smarridato con Ciro Toc, un uomo lavoratore. Danno chiesa un lavoratore, tu sei là da lavorare di più. Ma sempre stata qui perché con che anno davanti è morto il mio papà improvviso. E allora con i maridami, che erano mia mamma arrestato, Marcella l'ero là al forno. E così, ma... Allora, come Ciro, io ho continuato a mantenere, a portare in avanti, la semenza da Chiaput da Culino. Ascolta, continuo che viene questa sequenza, c'è che si semeno, c'è differenza da Chiaput da Culino che hai? È tutto un altro sapore, sono le foglie fisse, che c'è al cesso, al peso, non sai. E le semence sempre che adesso vengono dall'Austria, pensi. E dopo è sempre restato che è sempre restato la più buona. E Ciro l'avevo sempre a vendi, che avevo prima, l'avevo, sì, con che avevo l'assistente, l'avevo fatto un misto cooperativo da Parduto. Ma Ciro non lo conosceva per Ciro Tocchi, lo conosceva per Ciro Palcraude dei Chiapuz. I semenavi a San Marco, il 10 di aprile, e tu le su a Sant'Antonio per rebrentaio, talorti, mi rebrentavi un ticchindì con si secondo che crescevo. E dopo ci tolevo su a San Miziolo, e un di dopo, secondo che era il tempo, so che stanno un ticchindì ma insomma. Io ho sentito tanti femmini del Valpesarino e dal canale di guardia che venivo su a portare i fagioli per toli Chiapuz. Ma 3 kg di fagioli e 3 kg di Chiapuz non veniva che scambio. Venivo su sempre che venivo 3 kg di fagioli e 3 kg di Chiapuz e 1 chilo di fagioli. Sempre così. E sto io a portarla io. Ero sempre che doso. Però io mi pensi che per fin blasco la so corrieruto, arrivavo in Danders da Memari a portare i Chiapuz e Memari avevo pronto lo sacco di fagioli da dare. Sì, ero così in un avevo c'è tanti amici, mamma. Però
E vignevo las femenos da culino a vendi lo kraut al for. E mi pensi di Mario Rizzon. Mario Rizzon era sempre qui, si al del Stargei e l'aveva regolata l'odario, sempre lì, partivo e lavo. Qui era questo femeno, Che Margherita? stava qui dentro nuovo, aveva marinato un financiato, che volte era non sai quando. E dopo il morì, non sai che fu. E dopo tinha sempre la sommaria, lo so, e diceva non siamo cercare era. E stavo sempre aí. Ma ascolta, qui c'è il derso, portava col bovino. No, metteva falce io che avevo un gelar e mettevo così al derso. E c'è il derso di ramo. Di ramo, sì. Io per l'odario, il favore regolato. Come si intecchiavano. Allora tornando sempre tal kraut, che dopo Ines nella portata finita, ma prendi di portare il piatto al kraut finito, che sta chi è la Brento, spieghinos Margherita c'è mucca veniva a fare il kraut. Si tacciavo con questa impresta qui e dopo si mettevo 4 foglie di ciapuzzi interi a basso e dopo si trovavo io questo kraut tacciato e poi balinavo, lo mettevo in un canaio a balinare in che volta. Come anche i pestoni, che pesto così. Questo era la Brento dal kraut, sì, e poi venivo l'ago per sor, finché ero Non l'ago. stavia tanto presso. Allora si metteva la scuola del chiapuzzo, Sì. dopo si metteva un strato Di kraut, di chiapuzzo, chiapuzzo. che sta le luttacce. Sì. Era un che aveva da via fuarcio. Sì, A sì, pesca. piano, E dopo, cartaia, vol cartaia, se no non fa nulla, ascolta Margherita, dopo mettevano un gran po' di sale. Sì, due pins. Attorno, dopo Sì. un altro strato Sì. di chiapuzzo, Sì. finché si era insomma. Sì. Perché veniva il balinato? Perché si fissi, perché veniva fuori l'ago, se no non si conservavano, non si conserva. Allora da venire l'ago e dopo si metteva per soro un altro foglio di ciapuzzo e la come si dice? Lo tappone, la nobreo, soro, e poi soro e molto claps che tengo fissato. Tenho fissato che avevo da saltare fuori la sua ago naturale e non là che io kraut il chiapputo al fermentavo. Sì, al fermentavo. E dopo stavano dato così finché ero pensato di muffatore, perché avevo da fermentare. E dopo, con che erano 2 miei così, tiravo via l'ago e tornavo a mettere dietro. Che ago che la cambiavo, mettevo ago di rubinetto. Normale, sì. Ne tardo bene perché venti di muffano. Allora in ottobre si faceva quest'opera, però per Natale ero pronto. E secondo che si faceva buon'ora. Sì, qualche viaggio sì e qualche viaggio no. C'è molto si sapeva che il kraut era pronto. Sì. E non sai, sarà stato Lo calore. lo calore, la puccia, non la puccia, non si dice. Dopo 3 mio, Lo profumo. Sì, il profumo, ecco, non puccia. Il profumo, sì. E dopo si tirava via un ticatore, aveva l'acqua e si tirava un tic alla volta, cioè coventavo. E domandiamo a Ines che è giovane, non si è mai veduto fare kraut. Sì, e è balinat kraut. Io sta lì, Te cooperativo di Ciro, con che Ciro e Margherita avevano anche la cooperativa. Allora lo lavoravo alla IU, facevo questa opera e la facevo alla IU e uno di ieri alla IU, io, Michele e Ottavio e io ho balinato lo kraut. Al fas bene mi dice? È una fermentazione naturale. Il cavolo c'è tante proprietà. Infatti non mi io tu come? È Non hai conosciuto Masso, ma insomma. però la bontà delle persone si la aiuta. Margherita, a me piacerebbe dire speravolo da Ciro, per Ciro, alle anni che nos ha lasciato, 2 anni, mi pare, 2 anni in agosto. Sì, stazzi. Qui era il Ciro. Stammi fatti. Allora diceva a Michele, il ricordin Toppari è stato un gran personaggio, chi Parculino, e sì, ma chi ha le focenti meriti per Toppari.
Beh, mio padre mi viene a me un gruppo a chiacchierare di mio padre. Mio padre è una persona con mille risorse, era impegnato in politico, in agricoltura, in sociale, era in Smuini, quindi l'economia di un paese, mio padre era un portento, sì, facevo di tutto, ero praticamente, nascevo un frutto e chiamavo mio padre per portare la puerpera in ospedale. E facevano vacci e chiamavano mio padre per cercare di seguire le operazioni di nascita del vigiluto. E in fin di vita, quando ero morto, chiamavano mio padre per vedere se erano rivestiti, se erano di fare purtroppo le ultime operazioni dopo la vita che è passato. Comunque mio padre, come vi capite, era una personalità e oltre a che l'ha portato in avanti un discorso, l'ha seguito tutta la vita nel paese, dal punto di vista comunale, acquedotti, fognature, lui era sempre strade, era sempre in prima linea quando era di combatti per fare il caculino. Dopo in agricoltura lui era impegnato con la Coldiretti, era responsabile Tiarni dei Coldiretti per un periodo, insomma ero impegnato su tutti i fronti. Avevo la Svati, il Purciz, sì, il negozio, come dicevo Ines, il bar. Naturalmente dopo quando si è cresciuto, oltre a mamma che ero sempre con lui, o di qua o di là, non arrivavo dove su, togliamo coadiuvato, dopo si è cresciuto noi, io ero il primogenito, dopo l'Ottavio, dopo il Luigi, dopo un tic, e mi sono sempre dato una mano in campagna, nei negozi, dopo io ho già fatto la passione politica, per un bel di tempo sono stato in comune, assessore, consigliere. Insomma, mio padre è stato una persona, secondo me, parculino, un grande. Tuo pari all'ero tutto. Allora Margherita, finì l'Ucraut, a chi da questo chiaveno di Bortul, c'è la Piero Dall'On. Fin quando mettevi nell'onta che Piero? Fin quando? Mater, quando sarà stato con chi si lassù? No, fino all'80. Che è stato la Lattario. Finché è stato la Lattario, la prima di Chiarnio di Furlanio, tarché Piero andò Simprione. Bondanzo. Allora, che hai a cecco vent'anni, Margherita? Attacciare lo strano per mettere il falloiette svazio, no? Sa perché non si sporci. E si tacciava, alcio sumo, ecco così. Io ci vi brevet tutta mano. Tutta mano, sì. E dopo si tagliava in là, con questi purcizi che si facevano, che si coglieva là. Lo brovadale. La planta, la tacciava e poi si metteva qui per non vedere stare dopo. Non stavo tanta qui. Ecco, cuca non sinta di strano penseranno, cosa perché? E invece mettevo la siala un viaggio culino. Sì, la siala. Ecco. Allora disin, fin quando ne metto la siala culino? Sì, finché oltre 3 anni sarà. Che è un tic prima, sarà fin. No, tanto prima. E sai con chi la vinha dopo? Dopo. E là vinha a posizione, si passava su per Sialo, là che era la Sialo, qualche viaggio ero alto, e con che era un tempo differente, ero più piccolo. Dicima qui canusin che a Culino i facevo gli utezzi, i cuvierte stiasos ed estalis con la Sialo, con spicchi facevo... Grande Sialo, sì. Con spicchi facevano pan. Sì, mamma gli ha fatto tanti pan di Sialo. Deve solo fuori dal pan? Avevo fatto lo spoletto di mio papà. E allora che veniva a Cinese era tutto un grande poesto, no? Allora mamma un viaggio per 7 settimane, princola in monte faceva il pan. E dopo non metteva allora non di, allora papà in dormito per Banzio. Al sentì al gumo che veniva.
forse un po' di vinentino, coventavo e lasci in piedi. Allora diceva appunto che si metteva la sialo per fare il pane. Col stram facevo io cuvierto, non si trevo via nulla. Nuio, ma mai nuio, Io uno rubo che mi ha detto Nelio, l'uomo di cultura da culino, no? Che io faccio da strang, io balz, io contavo i figli, ma perché se qualcuno avevo da là d'impresta, ricevevo la stessa quantità. Questa me l'ha detto Nelio qualche anno fa. Ecco, c'è bello anche questo rubo. Io ero più preciso, un viaggio in mondo. E culinozzi in particolare. Allora, i vim, la casa noviciata, dico che ero che Margherita. Io sarà stato da me vavo, poi non sai. 1847. Sì, 1847. La me vava è morta anche l'anche se nasciuto io. C'è si chiamava? Margherita, come te? E non ha voluto a tutti i costi, se non riene io ce l'avevo più. Ben fumato. Oltre alla casa noviciana e gli la valca, con quel ciapù, che c'è. A che coventava la val, Margherita? E bugie, per portarlo che fontano alla val. Sì, ma sì che l'ero. E dopo ci mettevo io, con che l'ero fatto il salame così per portare tutto. Ecco. E dopo vive anche la credincio vecchio. Che vecchio, sì, troppo vecchio. Vecchio ma bielo. Sarebbe venuto vecchio io. E dopo vive l'umamol, l'uggeia le nove, che non le stanno mai doprate, ma l'umamol, cosa che il trio pesce, ma cosa trosgeis che andava veduto. Cioè si metteva il gei dalle dame, solo dal mamol. Dopo? E le dame e legno, se tu c'è che tu volevi, perché pareva su pisciuels, se con che si va in vecchio, se non si può. Ah, che vengono in preschiente, e la picco di Dio, che fortio a due pics. Dopo la fortio con 4 pics, sì. E che fortio a 7 pics, c'è cov'è? Sforziavo con chi? Di ultima si sforzava con che veniva fuori più grande. Io togliavo via fuarcio, paradete che E fortio. mi dicevo sempre Maria Rosa, io non sapevo cosa fare, c'è fuori che forza. Io non hai mai venuto la fortio di 7 pics, no ma culino. Sì, ero in chiesa. Dopo vi mente un rastiel con puos d'incio, che la rastielata a vondo. Ecco, e vi la palo de Niof che Pieri Mazzoccoli mi dà regalato uno, che hai tutto in legno, tutto un tocco. Dice le mere. E qui siamo, non sai, io ricerca. No, sarà che rubo. Fau o Aier di Mont, Acero Montano. Penso di sì. E dopo vi la falce Gianluca, e vin Gianluca operatore, vuio da video telecarnia. Margherita, i vin la televisione in Ciarnio, ma se ne contento. Ma vedete se Alle venuta a questo Gianluca e Tommaso Sofì, che dà las consegnos, no? Tommaso è il primo viaggio che veniva a Culino, mai veduto un paese così bene. E vamo va. E perché sono tutte che sbaracco, tutte che sono. No, pein, dopo sbaracco sitiato di ogni bando. Sì, allora dopo gliela faccio col codar che le inferma. Che la doveva fare il mio papà. E alle codar vecchio? Allora. Sì, e poi come non è più. Come non è più. Facevano bandare il mio papà. Cavoris di lattoniere, diceva che non capisco. Sì. Ecco. Io ero un affare di tiero. Con lo crapsat, ora ci mettevo il ciapuzzo d'inverno. Che veniva lo seme. E vi incontrate che il segreto, come si faceva lo seme? E dopo me te lo conto, Ines. Ecco. Giavavo come da Tom, ci mettevo lì, stavo in primavera.
E con chi poccavo ci portavo talurte, tutta lì. Ecco, è una stima di P. No, lui, che le scartufolos, ravar. Prima venivo in colma, ci mettevo tanto scartufolo. Ci mangiavo sempre cartufolos. La sera, sempre cartufolos e ministro. E formati, sì, perché vivi. Però le scartuflos da culina sono farinosos. Ecco, Gianluca vintrio bien fruits che non spio per il barcone de chiave, non spio c'è bien che sono. Ciao! Ecco, canemo fruits a culino, io c'è bien che sono. Queste sono le frutos. Allora vi capite che la cantina era fornita. A chi le sbreos dal formaggi? Ahí si faceva la semente per chiapuz. Ahí era la casa novicial che sarà stato tesoro e testiameros. Aquí era l'impresa partita allo stran, cartufulos in abbondanza. Non si moriva di fame. No, che no. Io Margherito e molto savur dal crowd di Mario di Zom, ma io anche lo savur dal crowd di Emiliana di Calobio e come voi vinines la sosor, voi e così bielo che sa mio pecosbino, che hanno apportato lo plat di crowd con la soppa. Allora, che c'è il kraut da culino? Hai detto uno paglielo e hai messo dentro gli uvueli, le frichos, dopo le ha fatto salare, ha messo il chiaputo, dopo un po' di ago, un po' di sale e dopo è lasciata qui e davanti lasciata qui, dopo metto dentro la roux, si dice, che è uvueli con farina blanco. E dopo lasciato là che è venuto tutto questo, la soppa, dice che il kraut con la soppa, con le frichos. Ma è un profumo, tra la questo di fuori e lo kraut dentro, io spero che la Inca non vedo, che viene so culino, a cercare questa specialità unica. Sicuramente, la Inca comincia a arrivare, tanto Inca e domando i chiosco sono tutti forniti e noi diciamo di sì. Allora, kraut, chiaput con le frichos, salato di chiaput, e insomma, c'è tantos musets e tantos specialità chiamielos e culinotos. Allora, ande tanto Michele che mi domando, la si può comprare il chiaput perché è un viaggio all'aeroblage? Dopo Mario di Zom, ma non so matti che hai. Voi come voi, la tecnologia, hanno usato tutta a disposizione, Juvas dal crowd. Ecco, tu non spiego tu, Michele, chi faceva a conservarlo e tu l'ha che si luciato a comprare. Allora, diciamo che vi già detto che il kraut veniva fatto da tutte le famiglie, da culino, tagliani, per via il prodotto tutto l'anno, no? Veniamo tutte brento che vediamo dopo e si conservava dal tempo. Allora, siccome come dicevi sempre davanti, viene la cooperativa, viene i giovani che lavorano la campagna, che coltivano il chiapù, viene quantità di chiapù più grandi e l'anno passato, a causa del Covid, non si è arrivati a vendere tutti i chiapù. Allora, i scognevin fa altro per fare in modo di commercializzare in futuro i chiapus, no? Allora vi pensate di fare il kraut, di mettere tutti i vasi, no? Allora vi inviato un bel giro, un bel lavoro, praticamente vi scognute comprare tutti i vasi, invasare il kraut, pastorizzarlo, fare le etichette e tutto, analizzare tutto e vi fate il kraut da culino nei vasi che ci ha permesso di avere il prodotto da vendere al tempo. Allora per il momento lo vendiamo suoi perché non viene inviata la commercializzazione dai negozi.
in futuro, come vi già inviato un discorso con una filiera di vendita che lo venderà a un'azienda che dopo lo commercializzerà lì i nostri prodotti in Tiapuz, una parte di Tiapuz che lo venderanno loro, perché è difficile vendere tutto qui, perché qui avvengono dettagli, no, i prodotti, quindi a chi si entra un po' spicciolo e non passa tanto è difficile arrivare a vendere tutto. Allora vi capite che la chiesa in Bortul è porto dato dal 1600 scritto ahí è da Bartolo Longo, pensate, Bartolo Longo, ecco, pensate oltre 200 anni. Allora Talande, Calzarese Corridor, e Lupuarti, e vi lo svin, Margherita, a c'è che coventavo lo svin. Cavo, prima erano a fare così lo guardi la siano, a mano, che sbalzi. E dopo arrivava a base, torna a spracco con io, che si batteva io basso perché restavo sempre qua con spino. E dopo si tirava via il gaiato e si metteva dentro aí, perché buso ad alto. Sì? E si menava aí. E aqui. Voilà, e veniva fuori. Di là, e veniva fuori là, lo sport, lo primo sport. E di davanti veniva il netto. E ahí saltava fuori che il netto, no? Ecco, qui si lo netto. Ecco, che il netto di là saltava fuori. Io saltava fuori lo scarsi. E un menavo la mano. Sempre la mano, sì. Michele. Giocavo sulla ruba là che... le bando di là. Trosagna che svint, Margherita. Io sarà tanto che... Come la chiasa? Non le nette carolà. No, ma le tinha un po'. E me l'avevo data a di hermani, che ne avevo frutti spiati e morto. E lì ne avevano in stalli, altri che avevo tratto. Allora non si è da tenere un conto, e è sempre stata a stare. Beh, a chi in chiesa di Bortul vi ho tenuto conto. Sa tanto rubo. Ecco. E grazie di cuore a Margherito, 89 anni, ben portata, ecco, e ha voluto paresse ben presentabile per video telecarnia, per fin la sperlos, e che sta qui a vuol dire che la nostra inte a gusti farsi vedere in che gaiato. E poi con così è vecchio, lascia da farsi vedere. Allora siamo arrivati finalmente al cor de fiesto dei cavoli nostri, la Placcio da Culino, con tanti fontanos, pensate, l'hanno fornito qui Tiapuz, e a chi gli hanno fatto spiare c'è sorto grazio di Dio, Tiapuz violas, Tiapuz viola scur, a chi ande bocchio c'è vostro, ma vi mente Monica Colucci, l'io è la sorda di Andrea, l'io è vende a Roma come lo Sofradi e come la Somari, ormai sono tanti anni. Noi ci siamo gettati in questa nuova avventura che speriamo insomma ci porti buoni frutti. Fatica è stata tanta, il Covid come penso tutte le attività ci ha un pochino messo in difficoltà, però siamo positivi, ottimisti, i nostri prodotti li vedete, tanto sacrificio e tanta felicità di poterli mostrare ecco, a tutti e avere la possibilità di comprarli. Insomma.
Ma Monica, tu l'hai portato fuori dal bosco, tu eri a Roma, non tu eri qui a contare che pide mio a Cicciapavo, di sicuro. Esatto. Io che con l'Asario di Culino... Siamo stati fortunati, in ecco, questo sì, sicuramente. scolto. Allora quando sono chiappati schiappunz e il viola c'è figura per magari misclicciali. Esatto, allora per questi possono essere mangiati crudi. Abbiamo anche a posto fuori il ricettario con tutte le modalità di cucina che sono moltissimi, verranno poi trasformati in crauti. Speriamo che la stagione sia proficua per tutti, insomma noi abbiamo messo tanto lavoro, tanta fatica e tanta passione, si vede, i prodotti sono meravigliosi. Ecco, grazie a Monica che da Roma è venuta in chiasarsi a qui. Coraggiosa. Finalmente, e io che sto in versione di tendenza, no? Esatto. La Inca che va giù e monta il piano. Ritorno alla terra, che diciamo speriamo anche per le nuove leve, le nuove generazioni, sia un ritorno al passato ma anche al futuro. Ecco, la terra penso che dà sempre buoni frutti, è retorica ma in realtà. E a chi è io? Grazie di cuore. Grazie a te Novella, grazie. Allora, siamo qui dall'Info Point, Fiesta dei Cavoli Nostri. E viene Eleonora che spiega a tutta la Int, c'è casitiato qui dal nostro Fiesta. Allora spiego Eleonora, ci è andato più bel ciaput, che era talciam, ma non ho ciaput, e c'è due. Allora, questo è un ciaput che per fare un gioco, si chiama quanto cavolo pesi. La Inter da provare a immaginarsi troppo il peso che stia put e qui che si sdogno di pin al pio al ciaput c'è il porto a chiaso. A chi vigno crosto i fazzi in chiaso, da scioros da culino. I vin dei souvenirs che sono un portachiavi della festa dei cavoli nostri e uno bellissimo idea sostenibile, ecosostenibile che sono i portasigarette, un'idea del cavolo per salvare l'ambiente, che sono pratici da tenere in borsetta e dove buttare le sigarette per non inquinare, perché abbiamo pensato anche a questo. C'è molto pensi tu che le tv io la ploio non è arrivato? Il tempo si sta sclarito, sta venendo salustri, c'è molto l'andamento. Io dico che se avesse arrivati di ploio si può mettere sotto a questi appuzzi grandi che non si riparo e c'è di ploio, no? Sarà una giornata veramente bella, sì, sicuramente. Ma tu capito? Perché ne davo da intendere ai frutti che nascevo su tutti i appuzzi da culino, perché avevo le sue grandi, spacciaditi. Sicuramente. Infatti, questa è l'upio praticamente di un frutto anche al nasce. Lo stand che non sai come si dice per Culinot, del Monte di Morario, dell'agriturismo del Monte di Morario. E viene qui Vittorio Colmano che è il capo il paron del bistrò. Ecco qua. Allora, oggi offriamo innanzitutto il protagonista, il cappuccio di collina di Culino fatti in padielo con la sfricios. Quindi di conseguenza accompagnato con la polento o il cotechino di mia produzione, il musette di mia produzione, o altrimenti sempre il cappuccio di collino in padielo con i bratwurst e la polento. E questo è quanto. La polento, Alex sta facendo la polento. La polenta con la farina di socchieve grezza, fatte esclusivamente su spoler. Come si chiama il polentare? Alex, e la polentario? Francesca. Ecco. Perché spoler picciola chi Michele non facevine coglievo la vergine, il grovadaro. Sì, era un tipo grande di questa qui e si coglievo le sfoglie dal chiappù per dare pur dopo i porcizi che venivano conservati per l'inverno. Si davano sbollentato e dopo si metteva a un brovodare e anche in dì d'inverno, quando non erano io da mangiare, si metteva
un tic di frutta di appunto, lo scartufolo, da ci dava i purcizi. Loro Alex speciat che non sentivi il profumo per televisione. Per televisione si sente il profumo. Colto! Da dove la vieni Alex? Io sono da Comune Lau, più precisamente di Chiassies. Della Repubblica di Chiassies, in 12. Restazzi. Osma Bogni. Osma Bogni, sì. Qui ti ha insegnato a fare la polenta? Mio pare? Trobla lasci tu su. Sempre un'orota. Dopo sto legno particolare sa fare? Cabrosino. E poi no, che prima ti do dalla flamma, dopo da fare lavoro. A me mi hanno insegnato così, dai. Ancora per favore? Prima che fa la flamma e dopo resta lavoro. Sì, ma s'abbrusino il suo compagno, no? Allora, a MSD è pronto alla polenta. Perfetto, come operare, a MSD si mangia. Va bene. Grazie signore. I sin sempre te placcio da culino. Spiai nomo c'è bielo spuemos che vin fornetos che scol. Tica tempado. No, ma sempre bielos. Allora vim Raffaella e Rosalea che svent duols, ma lo fas per opere di beneficenza. Spieghimi Rosalea ti hanno veduto tanto all'ospedale che è sempre pronto a dire buondì, a dar coraggio quando va a mangiare sangue, plens di poro. Per fortuna che tu sia, perché sei tu qui Rosalea. Allora, io come tanto usato giornados di fiestos e tenestrotiarnio e sin sempre per un'opera di beneficenza. Allora è l'associazione Agmen dal Burlo Garofalo di Trieste, che anni che facciamo anche a Forniavoltri. E abbiamo i dolci e le frittelle e la pesca e in più abbiamo pensato qualcosa che rimanga anche in loco e quindi per l'oncologia di Tolmezzo, in particolare per l'Andos che segue le pazienti operati al seno. È tutta pro des feminos, grazie di cor. Raffaella, ci si occupa ogni tanto, qual è il tuo ruolo qui? Il mio ruolo è che ti dà una mano, ti vieni ogni tanto a tornare, tenersi spaese, bene, no? Ogni tanto fa bene. Sì. Faccia che Raffaella è spatria ogni tanto. Spesso. E lì va a vedere di Somari, c'è che fa. Certo. Grazie intanto. Grazie a voi. Allora, a chi a Chicago dal viv? Che sai, io sono stato fatto no sero di sicuro, però las fritulas e gli Carmen che la scogano. C'è profumo Carmen, c'è ruato me tu detto? E per cui sono che sto scritto? Parducci che la svol, e se la svol certianti è l'ora che hanno fritto lo sparducci. Finì di fare un giro e la schiacciarini. Dai, sì, la din fuori che i giovani, sai che poi era un piscettino su. Caro, mi ha fatto tant'anni, 15 anni fa, che mi hanno fatto una festa come a Noccios, neanche a Noccios non era così. Beh, so che tu ti meritavo, dai. Allora, come si è arrivato allo stand della Proloco di Forniavoltri? E viene qui Valentina che è il presidente. No. Buongiorno a tutti. Benvenuti a Culino. E vi già la chiercia, il plat pronto, sì. È il menù di qui. Noi abbiamo fatto il tagliere a chilometro zero, sono i tiapus di Culino con la sfriccios, il frico croccante e i griscins che hanno fatto Germano dal panificio dal fork con il sottile e il sorc e qui vi mettuti l'ardiel, sì. Che sarebbe il prosciutto bianco, il prosciutto bianco. Così. Sì. Valentina, voi come voi, i vini il team se non uiate hanno più, troppo in società. Bon, sicuramente, voi dico, Culino e Culino, Cacodun arriverà sicuramente. E insomma, se vi pensate di fare questo rubo, l'abbiamo fatto anche, purtroppo con la pandemia, le 2 anni che non la facciamo, quindi l'abbiamo fatto anche 2 anni fa. 2 anni fa ero là bene, quindi anche che spiace, vi pensate di ripropone appunto il frico croccante, che è un nostro plat dal forno di gin.
È il chiappù da culino. Sì, sì. Insomma, sempre te placcio da culino quei chiatà. Gli hai chiatato un polentar che è Simone di Cadò. Ma s'avviso qui che è Simone di Cadò, oltre un boscaduor, un menau, alvevo, lu, nono Ferruccio di Cadò, l'ultimo cramar de Chiarnio. Ecco, non rubo che mi è restato tal cosa. E lui ne vuota al tiro de di lui come maestro. Spiai c'è bielo muso, San Serio c'è biel chiappieni. Ascolto, e tu ti sei smettuta a fare la polento. La farina è desse nostrano, non treve. La farina è buona, la farina... Matteo, da dove arriva la farina? Da Soclè. Da Fiumicello. Se tu ma... Arrivo da Ignu, è farina nostra, ma è buonissimo. Dopo tu cerci se tu vedrai c'è buono che è. Buon. Allora... E del nesto? Pecchiar. Ascolta, troblassi tu sulla polenta. 40-45 minuti. Anche bollago, dopo fare l'impasto, un 40-45 minuti. Ecco. Io che da lauca là la lascio un oro, che da savio di bruciare. Lauca non è buono di fare polento. Ci sono buone polente da cercare che di Cadò. Allora, i cerciari insetti uno che ha. E dopo tu valuti. Ecco, è che il tuo amica, è il garzone. Ah, c'è bene. Ascolta, ci ti chiami tu? Fabiano. Fabiano da Rigulare. Ludario Calemo Pibiel di Rigulare. No. Allora Fabiano mi ha insegnato a fare una buona polenta che vuole legnos di pec, il primo per dare bielo cialdo e dopo fa un per lasciare a boro e dopo dà uno buono cialdo. È vero? Ah, è vero, però non tutti gente lo pratica non danno. Oh, credevi che tu la portassi da legno da Ludari? Sì, rendi menalo in succumo. E perché no? Avanti io la legno. Ascolta, tu hai un buon manarin, dice Fario venga il fuoco. E se che di Durigom, Luigi di Rigulare. E sono di che vecchi targas DL sulla stella. Durigom, sì. Luigi. Esattamente. Ecco, Hanno tagliato troppo la cucciata. E tu potevo sgucciare. Dove vuoi team? C'è chi sa me che sto fiesto, Fabio. Se il team parrecci, puoi portarlo fuori. Alle Michele che alla fine di Recu Signora l'ha detto al Recci fin sul Tartus. No? Allora siamo a questo. Bon. Grazie Fabiano e vi ne avute regolato io. Con regolato Ludario con Simone di Cadò e Fabiano da Ludario. Giro che polento, che se no si brucia. Bene, l'ha fatto. Allora sono arrivati dismonteati giù dal Marinelli, 2200 metri di altezza e 1000 metri di quota tutti si sono sbassato, Caterina. Allora ci ho offrito che stam te fiesto dei cavoli nostri. Quest'anno abbiamo fatto una zuppa di crauti con la salsiccia e le patate. E noi facciamo che il perché vincerà di meglio, quindi dopo si inizia. Allora io e Gianluca e Tommaso potresti non chiarciarlo, non svegli tu la ricetta o no, basta venire a mangiare? No, non ma mangiare, niente perché non l'hai fatto io. Ci avete selata la stagione che è stata sul Marinello? Bene, abbiamo lavorato tanto in agosto e settembre, è stato il team e dopo che la legge che fa la differenza, sale biel andente. Allora come parecchie piazze e la sedone? Pronti? Allora, abbiamo una chicca oggi a Collina, abbiamo Paolo che è un maestro vetraio di Murano. Che stai facendo Paolo? Pesce. Un pesce. Un pesce? Sì. Vedi?
a culino picciolo, collinetta parliamo. E come si sta al ciam de Chiapuz, ma come avevo una novità da contare, lo ciamp de Cianaipo. Ecco, allora avevi scritto alc di storia per Cianaipo, che negli ottoc, classo 1931, mi avevo contato. Nelio alle sempre stato depositario di cultura orale del suo paese e mi ha contato che si coltavo anche l'ulim e la favo, considerato che io facevo e non maduravo, e si dopravo tes ministros la favo. La Cianaipo la mettevo solo l'associaso, tar un lo chiamato soppoc. Parvio che a 20 anni andarono sorgendo di ago. Dopo seminato la Cianaipo, per l'ordine che crescevo, mi ha contato Nelio che togliavo tiravio l'umastiu, perché mi sa durda gramolà. Asci lo riconoscevo di floriduro differente. E venivo da Prado in quel viaggio non mo la fibro, non lo sem. Dopo tagliato, e venivo mettuto a rosà su per questonza plensaria lì. Perché vesti a parla pleo, a culino la pioggia dice la pleo, ma pensai c'è biel. La fibro e diventavo più maggiolito a gramolà. Allora Nelio mi ha contato che l'ultimo che si dur da culino allo stadio so bisevon, Giovanni Nuzzi, Giovanni Toc, nasciuta che a culino dal 1927 e morta dal 1904. Considerata che andavo a lavorare in Austria, sul suo passaporto all'ero scritto professione tessitore. Ecco, peccato che Nelio hanno lei a chi a culino e alla 90 anni all'infurlanio a curasci, ma gli auguri in caltorni. Allora, i vim sempre a chi Michele Toc, in due che non conterà che oltre a Chiapuz c'è molto che è venuto l'idea di mettere la Cianaipo. Allora, la Cianaipo è nasciuta da un'idea l'anno 14 tra i vari convegni che si fa sempre per seguire un tic l'agricoltura, no? E abbiamo avuto un contatto con l'Università da Udine e praticamente l'Università da Udine ha inviato un progetto di coltivazione della canapa per parliava fuori dal SEM il vueli, no? Allora il vueli aveva già di avati delle aziende grandi, no? Però c'è il vueli di Cianaipo, ha un gruppo di clorofilla dentro, no? E quindi alle verde, no? E praticamente l'Università da Udine ha inventato un brevetto, no? Per raffinarlo, per diavare la clorofilla e quindi aveva un vuelo bien limpido, no? Allora, siccome noi siamo a 1250 sul mare, ai piedi del Coglias, come diceva Novella, ci hanno contattato per vedere, siccome per vecchio la Cianaipo veniva coltivata in Chiaculino, però per fibro, per fare filati, dopo facevo bleons, federos e di tutto, che dice che era un grum buinos, in che volta, un naturals. Noi, appunto perché abbiamo fatto un esperimento insieme all'università per vedere se venivano qui. E abbiamo visto che il risultato aveva buono, no? Abbiamo una qualità differente di che chi coltiva in planuro. La nostra è ben alto circa sui 2 metri, in planuro è ben più alto 2,5 metri. Allora, il problema è non la coltivazione che è molto semplice, perché un po' tarato il terreno, seminato, no? Che stanno abbiamo seminato una seminatrice, invece che gli altri 2 anni abbiamo seminato a man, che era un grum
dicono che non si arriva a seminare bene, viene masso fisso, no? Invece con la seminatrice tu arrivi a dare un tic di distanza, quindi la pianta e cresce e ha più spazio per svilupparsi e per fare dopo la semente, come che vedi qui, che tacca a fare la semente da basso fino insomma. E invece se è masso fisso e fa non la ponto e produce manco il seme. Ecco. Quindi dopo il seme viene la sponto diventa pado su, no? A man in chiesa, no? E viene mittura a settiare e dopo viene sbattuta con svint che questa impresa l'ero fatta per guardie speciali per separare il seme dalla pula, dall'involucro che copre il seme. Ecco. Che peccato che la televisione non fa sentire i profumi, perché tarche stiamo e vive un profumo di rose, di semence di chianaipo da storditi. Profumo buono. Ecco, tu hai studiato agrario cividale e tu hai spiegato che questo semencio faceva degli oli essenziali, magari curativi. Se un viaggio si dopravo la chianaipo non perché si duro, perché come hanno raccontato Nelio, so bisevom, avevo sul passaporto come professione che si duro, ma dopo ci continuato. E a Prat ero la fameo di Mauro Cappellari, diventato Pappo a Roma col nome di Gregorio XVI, i suoi genitori erano chiesiduri lats dal Bellunese. E tanti cognomi stiarnieri, sono in Furlanio perché ero lazza 21 a insegnare l'arte nobile del chiesiduro. Allora torniamo in nostro chianaipo e c'è facciamo cosmetics, curativi, tu che tu hai studiato agrario, tu savrai. Allora, dopo l'olio essenziale che si cascigliava di chianaipo, può essere utilizzato in tantissimi modi, come diceva Novella, in usi farmaceutici, usi cosmetici per fare cremos, per fare così a root, come si dice, te piel, al fare un gran bene se tu hai eczema, se tu hai se ti beccano se ti vengono due applicazioni mi hanno detto, io ne ho provato personalmente, però mi hanno detto che è miracoloso, no? Al costo un tic, però è miracoloso in tesse potenzialità curative. Dopo si può operare per cominciare la rubo, si può mettere a cominciare la salata, a cominciare tutto ciò che si vuole, se si può mettere un goccio di chelo, un goccio di olio di olivo, a ti dà che il sapore che è fenomenale. Michele che mi ha dato un scarnos di farina, Andrea Colucci, che il calcuro i chiapuzzi, e mi ha detto, mettendo uno piccolo parte per fare polento, ci aveva uno polento meraviglioso. Io non ho provato, io proverai, considerato che non si fa niente polento dei cialderini, che si l'ha fatto. Voi tu metti a fare uno polento col fuoco, col cialderini e magari con la farina di chianaipo. Allora mi dismenteavi Novella e non si dismette di noi. Oltre al vueli si ricava la farina e usando il 10% al basto, 10-15% di farina di chianaipo insieme a farina di sorgo, la polenta ti ha un sapore che è fenomenale. A voi provato per credi. E sono robe che non si sapevano in avanti, perché finché non si entra in contatto, dopo viene fuori sviluppo, ma manca si lavoro e salta fuori le potenzialità di un prodotto. Ecco, io sono troi anche come alimentazione di chianaipo, curativo, cosmesi e alimentare, cosa che diventa raculino. Ma non è finita lì,
che stan e vi ho provato lo favin, che si chiama vima stai la favo, perché chi savios che paese di Altomont, Sauro, Sapado, e non si è mai veduto chiamsi fagioi, perché chi non maduro, però bensì di favo. Io mi pensi in Sapado, quando lavi il 5 di agosto per San Juan, in pellegrinaggio, che stiams di favo, chiamo un roso così bielo, e quindi disfa io sono stato qui a vedere il chiam di favo. Non si può dimostrare perché l'hanno appena rigueto. Conto al di questo favo, di questo favim, qui che si dà la semencio, e c'è uschi fagarios. Allora, il favin lo viene recuperato da uno sciolo da Sapado che nos era dato un gruppo volontario perché portiamo la tradizione, perché ci sta perdendo in lassù. Praticamente l'anno passato vi semenati che i pur sems che nos hanno dato per fare ulteriore semencio, no? Che stanno vi mettuto un tiamputo un tipi grande, ma quindi intendono che stanno per una tram fa un bel tiamp, che si può chiamare tiamp, e poi io vendi un ti commercializzare la favo. La fava come voi valendo a vedere c'è molto vendi, la venderin i pensi di smagoiado, secchio, la venderin agli alberghi, ai ristoranti che fanno il loro platz, c'è che loro sapranno cucinare, perché io non sono esperto in questo rubo. Comunque è un gruppo richiesto. La favo, specialmente il favino di montagna, è un gruppo richiesto perché ha un sapore particolare e è un gruppo savorito di quelli che coltivo te planuro. Dicono che in Monte Novella aveva manco un rubo che in planuro, ma c'è che aveva un sapore particolare e alle più gustoso e alle coltivati in maniera super biologica, senza nessun concim chimico come che ci viene davanti. E quindi la roba che viene è genuino, si può mangiare tranquillamente in tutti i modi, che è una bellezza, un sapore particolare tutta la roba che viene a casa. Grazie Entia Novella, grazie a tutti e ringrazio tutti i partecipanti qui al nostro fiesto, il stand e tutta la Inda Culino e dal FOR che si sono adoperati per dare una mano e per fare in modo che la festa riesca bene. Grazie a tutti. E davanti Bielo Fontano da Culino, in un che si stanno qui in Polentos, si stanno facendo krauts con la soppo, a si cogano questos. E volevi finire che sbiel gir della festa dei cavoli nostri con ciechi sulle ma non ruba un grum significativo. Quindi di grazie di cor a Video Telecarnia. 41 anni che giro per il paese di Tiarnio a far vedere il biel del nostro cielo. Grazie a Mario De Ciglia, Luparon, grazie a Gianluca che è il primo che io alle venuto attenti su. Non mi facendo vedere il positivo del nostro cielo, la nostra inta si fermerà a lavorare e a dioldi e anche a canudare. Questi bielechos, anche se viviamo a costo sacrifici. In tanti nostri piccoli territori non esistono più le comunità, non ci sono più le botteghe e le osterie. Le chiese restano chiuse perché mancano i parroci. Un tempo i borghi erano vivi, adesso stanno diventando luoghi fantasma. Ormai si è abituati a pensare che innovazione significhi smanettare sul computer. Invece innovazione vuol dire creare in quei luoghi negozi multifunzionali che vendono prodotti del territorio, diano il servizio postale, abbiano 4 tavoli per riunire le persone e magari la chiave per aprire la chiesa. E che vengano gestiti da giovani contenti di fare quel lavoro. I borghi senza una comunità viva, senza persone felici che si incontrano, non hanno più un'anima. Voi a Culino avete venuto tanto gioventù che è convinto di fermarsi sul territorio
Grazie di cor a tutti e grazie a Video Telecardia. Mandi da Colina.